È durata poco meno di 2 ore la Camera di Consiglio per l'incidente probatorio che questa mattina nell'aula al primo piano del Tribunale di Belluno ha messo in fila gli esiti di tutte le perizie svolte dalle parti per blindare la perizia psichiatrica su Angelika Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio dello scorso anno a Santo Stefano di Cadore investì e uccise Marco Antoniello e suo figlio Mattia di soli 2 anni e la nonna di quest'ultimo, Maria Grazia Zuin. Angelika Hutter al momento dei fatti aveva una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. A queste conclusioni sono arrivati tutti i periti, ad eccezione di Josef Schwitzer della difesa, che ha sostenuto il vizio totale di mente e l'incapacità di intendere e di volere della donna, che questa mattina era in aula, affiancata dall'interprete del suo legale Giuseppe Triolo. Io penso che sia indubbio e penso che sia emerso in maniera evidente che questa ragazza è sicuramente necessita di stare in una struttura in cui venga curata prevalentemente. Il processo ad Angelika Hutter potrà essere celebrato regolarmente per i familiari delle vittime, assistiti dall'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova dello studio 3A Valore e da 4 consulenti tecnici. Nessuna condanna, nessun risarcimento, nessuna azione umana potranno mai restituire in vita le vittime. Ciò premesso, le parti offese hanno preso atto delle conclusioni dei periti e ringraziato Procura e Tribunale di Belluno per lo scrupolo e l'attenzione riservati. Al termine dell'udienza, Angelika Hutter è stata riaccompagnata al carcere veneziano della Giudecca, dove è reclusa da 8 mesi. I termini della carcerazione preventiva scadranno il prossimo 25 marzo. Oggi, ha riferito l'avvocato Triolo, l'ho vista meglio delle altre volte anche grazie alla terapia che sta assumendo in seguito a trattamento sanitario obbligatorio. Che è indubbio che quello che ha commesso è gravissimo e che non ci sia parola da esprimere per quanto è successo alle persone offese, e questo non c'è dubbio. Però non è mettendo in carcere e buttando via una chiave che si risolve un problema. Ora l'iter giudiziario torna in capo al PM Simone Marcon, a cui spetta la richiesta di rinvio a giudizio. I tempi si presumono brevi, presumibilmente già per il prossimo mese di aprile.